Amici bellini, eccomi qua. Sì, me lo state scrivendo in tanti e ovviamente va nel titolo perché ci sono le visite mediche eccetera eccetera, quindi ne parliamo. E poi volevo aggiungere una cosina perché ovviamente il Milan, Ibrahimovic, e quindi ci sono delle riflessioni da fare. Cominciamo. Allora, amici bellini, amiche belline, come va? Come va? Io guardo sempre in basso, guardo di qua, però sta di qua, felice di... Potrei pure spostarlo. Si può fare, poi ci ragionerò, ma non fa niente. Allora, benvenuti, quindi vi siete iscritti al canale, bravi, bravissimi, qua ci sta il tasto così, però voi vi iscrivete al canale perché sarà un'estate caldissima di calciomercato e vi dico che voi potete cominciare a lasciare i like preventivi già su questo video e su tutti quelli che verranno, perché una cosa positiva, sapete, io sono molto critico, dico le cose come stanno, come me le sento. Se il Napoli effettivamente già ha chiuso Kvaratskhelia, se sta chiudendo Oliveira, vuol dire che queste sono le situazioni sicure, e lo sapevamo perché la sicurezza di Insigne che ci lascia viene sostituito almeno numericamente, non tecnicamente, aspettiamo per valutare questo, e poi vi iscrivete al canale Telegram che trovate sotto in descrizione, così non vi perdete nessun video nel caso in cui io sia costretto a farli nel mio pomeriggio che vi arriva la sera, perché voi magari la mattina vi svegliate, andate su YouTube e non è uscito il video. Col canale Telegram non sbagliate un colpo, quindi molto spesso i video, questi qua estivi, senza partite, senza conferenze, potrebbero arrivare in tarda serata e voi ve li vedete lo stesso. Quindi vedi, aspettando, guarda come fila il ragionamento, se avessi fatto il video mezz'ora fa non avremmo saputo della notizia ritwittata da Sky per le visite delle visite mediche che avverranno domani per Olivera senza la I, benissimo, che è un terzino sinistro che abbiamo visualizzato, abbiamo visionato, ovviamente gli highlights che troviamo su YouTube, non ho visto partite intere del Getafe, che però da quello che è non male, ha una buona struttura fisica, un'ottima corsa. È mancino come deve essere il terzino sinistro, può fare anche col terzino, però meglio se è mancino, perché poi abbiamo visto che se giochi con quelli con i piedi invertiti in avanti, l'esempio deve essere il Milan. Ecco perché noi facciamo tutto questo parallelo con il Milan. C'hai Leao davanti che può stringere, Teo che ti gira intorno, ti va all'esterno e ti può fare il cross col sinistro. Matteo è anche uno che va dentro, abbiamo visto, ha fatto quel gol dove ha tagliato tutto il campo e poi è rientrato sull'esterno. Insomma, sono caratteristiche tecniche che faranno piacere a Spalletti, e io ripeto quella che è stata la mia prima impressione sul giocatore dagli highlights che abbiamo visto. Mi piace proprio il tipo di corsa. Il tipo di corsa mi ricorda quella di Teo Hernandez. Ora, Olivera è come Teo Hernandez, è più forte, è più scarso, sappiamo, non si può dire, dobbiamo vederlo con il Napoli, dobbiamo vederlo nel campionato italiano, però uruguaiano, mi piace come corre, non mi sembra che sia scarso con i piedi. Aspettiamo ovviamente per valutare, e aspettiamo anche un po' di più. Non basteranno le prime partite di precampionato, perché Baciac potrebbe essere un campione e invece probabilmente non lo è, quindi con calma e con prudenza aspettiamo tutto quello che deve essere. Perché vi dico con la maglia del Napoli poi è diverso, e facciamo il parallelo con Ibrahimovic. Perché stanno uscendo, ovviamente ieri lo sappiamo, siamo stati live, tutte le cose, abbiamo chiuso il campionato con la vittoria del Milan 3-0 secco, come 3-0 ha vinto anche l'Inter e come 3-0 ha vinto anche il Napoli. Sembra stupidino parlare della partita con lo Spezia, il Napoli si è comportato bene, abbiamo visto Demme, abbiamo visto Gulam, insomma veramente ne possiamo parlare probabilmente ancora live così, ma dobbiamo tirare delle somme, dobbiamo fare dei giudizi in questo momento complessivi. Girano, li avrete visti sicuramente, i video di Ibrahimovic col sigaro, il discorso che fa nello spogliatoio, e si vede la leadership, la personalità di Ibrahimovic. Ora tutti si stanno chiedendo, ma se Ibrahimovic fosse venuto, se
Ibrahimovic fosse venuto, se fosse, sì, sarebbe, insomma, si veniva Ibrahimovic, che cosa avremmo fatto noi? Saremmo stati noi a festeggiare lo scudetto, eccetera eccetera. Non si può sapere, ragazzi. La mia considerazione al riguardo è che prima di tutto Ibrahimovic ambiente Milano, e c'è un passaggio nella conferenza di Spalletti o intervista post gara che io poi ho visto stamattina, dove si parla di leadership, si parla di Koulibaly e dice: Koulibaly, se tu lo sostituisci il giocatore va bene, un giocatore nuovo eccetera, però quando arriva Koulibaly non è già leader, lo diventa a Napoli, quindi per sostituire tu puoi trovare un giocatore buono ma non trovi sicuramente un leader, a meno che, e ve lo ripeto, tu non prendi un giocatore che è già leader di suo, perché ha l'esperienza, ha l'età e ha vinto, è stato in squadre importanti. Visto che il Napoli non mi sembra in grado in questo momento di poter comprare un Thiago Silva, un Sergio Ramos, uno di questi giocatori qua, è ovvio che il giocatore che verrà comprato non può essere già leader di se stesso, lo può diventare come lo è diventato Mertens, come lo è diventato Koulibaly in Napoli. Quindi nella città cresci, conosci l'ambiente, ti fai rispettare nello spogliatoio e puoi diventare un leader. Quindi non lo so se Ibra avrebbe avuto lo stesso impatto che ha avuto a Milano, dove era già un re, arriva da leader già, e quindi conosce l'ambiente, non ha dovuto conoscere e capire niente. Vi aggiungo che Ibrahimovic non vince il campionato col Milan da solo, perché poi noi pensiamo: ok, pigliati Ibra l'anno prossimo e lo vinci. Non è proprio così. Ibrahimovic ringrazia prima di tutto Maldini, ringrazia i suoi compagni che ci hanno creduto eccetera eccetera, ma ringrazia Maldini, ringrazia Massara, ringrazia Grazidis. Quindi voi, la vostra considerazione, la vostra riflessione deve essere un pochino più ampia, perché Ibrahimovic qui poteva aiutare sicuramente, avrebbe potuto strigliare anche senza giocare, perché Ibrahimovic ne ha giocate pochissime di partite quest'anno, però la sua presenza nello spogliatoio si sente, i giocatori fanno di più perché si sentono guardati da Ibra, non c'è dubbio. E poi il suo sostituto era Giroud, non uno di primo pelo, quindi anche quello è importante. Quindi tanti giovani, tutti affamati, tutti che hanno dato il 200%, con qualche puntellata di esperienza che nei momenti giusti sono stati decisivi. Proprio Giroud ha fatto dei gol decisivi, e quindi lì esplode Tonali, esplode Leao, il portiere è un signor portiere, e hanno messo a posto questa cosa con la continuità. Ibrahimovic viene al Napoli, facciamo l'esempio. Si trova comunque una situazione senza Maldini, senza altri, non tutti giovani che fanno il doppio così, trova una squadra comunque un pochino stanca, perché parliamo sempre di quel ciclo di Sarri che oramai è finito, ciclo di Sarri che era già cominciato da Benitez, che oramai è alla fine di questo suo percorso. Quindi questo non basta, e poi anche la presenza in società di figure che nel momento giusto sanno come parlare con i giocatori, sanno come parlare con l'allenatore, sanno come parlare con la stampa, come farsi rispettare dagli arbitri, perché quando il Milan è stato si è detto, no? Si sono lamentati per certi arbitraggi, Maldini ha detto delle due parole e poi hanno chiuso, non si è parlato più di arbitraggi perché non ce ne sono stati di arbitraggi strani. Quindi Ibrahimovic a Milano più Maldini si vince, ma magari non sempre, c'è stato un percorso, però il quando nel primo anno non basta, il secondo anno arriva, approfittano del crollo dell'Inter, approfittano del fatto che la Juventus è in ricambio generazionale, non stanno indovinando 2 stagioni, il Milan ne riesce ad approfittare. Ibra più Maldini, perché poi è troppo semplice dire il Milan ha vinto con Saelemaekers e Messias. Ho capito, ma voi perché parlate solamente di Saelemaekers e Messias e non parlate di Leao, di Tonali, di Bennacer, di Tomori, di Magnan, di Teo Hernandez? È un discorso disonesto, quindi non si può fare troppo sempliciotta. E vi dico, Ibrahimovic con Edoardo De Laurentiis, con Aurelio De Laurentiis, con Giuntoli, così, senza altre figure che riescono a legare, e io non credo che... Poi abbiamo sentito le interviste, abbiamo sentito la parola di De Laurentiis, abbiamo sentito la parola di Ibrahimovic. De Laurentiis dice: io l'avevo preso, però poi Gattuso non l'ha voluto. Ci credo poco, perché Ibrahimovic poi risponde ufficialmente e dice: io stavo firmando, poi ho visto l'esonero di Ancelotti e non mi sono fidato più, perché ha visto questa instabilità.
Ibrahimovic si muove solo quando sa di poter vincere, di poter incidere. Nella sua idea, e questo ve lo dico, io sono sempre prudente, ma questo ve lo dico al 100%, l'idea di Ibrahimovic era di venire a Napoli, vincere uno scudetto a Napoli, e i tempi erano maturi, perché anche quest'anno ci siamo andati vicino ma non vicinissimo. Veniva per vincere, non veniva per farsi l'esperienza a Napoli, perché non ne ha bisogno. Quando si rende conto, magari c'ha dei dubbietti, quando si rende conto che non si può fare, perché comunque la società ti comunica instabilità, e l'abbiamo visto anche quest'anno, non è che ce lo stiamo inventando. Spalletti miglior allenatore al mondo, però Spalletti non c'ha Partenope dentro, certi cambi, certe cose, quindi dalla società non c'è questa stabilità che serve poi per vincere. Ecco che Ibrahimovic dice stoppa tutto, no, non andiamo a Napoli, andiamo da un'altra parte che è Milano, e quindi tutto ha senso, e Ibrahimovic ha avuto ragione. Quindi non facciamola semplice, non pensiamo che comprare dei giocatori chiave, ogni tanto una volta Cavani eccetera eccetera, secondo voi arriva Cavani automaticamente vinciamo perché abbiamo aggiunto un leader? Non è proprio così, perché un leader per esempio ce l'avevamo che era Mertens, anche quello va fatto giocare ovviamente perché ci serviva in campo più che nello spogliatoio, però non basta, bisogna continuare a costruire. Mi piace l'idea che almeno sul mercato sembriamo più veloci quest'anno, perché sappiamo che esce Insigne, subito è stato preso Kvaratskhelia, sappiamo che esce Gulam, pare che stanno prendendo subito Olivera. Vediamo le altre situazioni che però, visto che non sono ancora chiarissime, situazione dei portieri, situazione terzino destro, perché adesso si parla che il Bari è interessato a Zanoli, chissà come andrà questa trattativa tra il Bari e il Napoli per Zanoli, magari un prestito, e quindi devi comprare un terzino destro. Se Anghissà è stato confermato a centrocampo mi preoccupo di meno, dobbiamo capire la situazione di Fabian Ruiz Zielinski, se qualcuno avrà mercato, e poi bisognerà decidere in attacco cosa fare. Il Napoli non credo che vorrà fare grandi rivoluzioni, ma il mercato del Napoli lo subisce, quindi in base a quello che esce si fa. E se si fa in fretta, con la conferma di Spalletti che per me va confermato, nonostante tutti gli errori che abbiamo visto eccetera eccetera, si può fare un discorso di continuità per stare lì, dare fastidio a quelle tre, perché questo può fare il Napoli, dare fastidio a quelle tre e guardarsi alle spalle e mantenersi alle spalle Roma, Lazio, Atalanta, Fiorentina, Verona, Torino, Bologna eccetera, cioè tutte quelle altre che stanno lì. Questo è quello che può fare il Napoli. Per vincere serve un percorso un pochino più complicato che si fa negli anni, si parte con la struttura societaria, si investe su certe cose, ci vuole più tempo. Non so se questa società, non so se sia in grado, ma non so se voglia farlo o se possa farlo. Noi aspettiamo e valutiamo tranquillamente. Siamo tifosi del Napoli quando si vince, siamo tifosi del Napoli quando si perde, siamo tifosi del Napoli quando si dicono parolacce, siamo tifosi del Napoli quando succedono i casini sugli spalti. Non ci piace, non lo vogliamo vedere più. Pugno duro contro così, benissimo, vediamolo sempre questo pugno duro e risolviamo, perché Spalletti lo dice un'altra volta, dice l'Inghilterra ci insegna, perché non riusciamo a fare quello che si fa in Inghilterra? Non lo so, io da New York non lo so. Quindi da New York Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate. Sarà un'estate calda di calciomercato, commenteremo tutte le notizie, quelle che per me sono impossibili le possiamo commentare come impossibili, però tranquillamente, non c'è nessun problema. A proposito, ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.